in questo periodo di reclusione come è cambiato il comportamento della fauna selvatica per quanto riguarda i territori di sua competenza? Abbiamo visto tutti nei social che in questo periodo in cui le persone sono state in casa e c'è stato un minor traffico di veicoli, la fauna selvatica, gli uccelli hanno riacquistato delle aree prima loro interdette e nei social tutti abbiamo visto le anatre camminare in centro città, le oche a Treviso passeggiare lungo il Put piuttosto che i caprioli nei centri abitati o i cinghiali. Questa è una cosa bellissima ma che anche ci preoccupa perché alla ripresa delle attività ci aspettiamo alcuni problemi. Il problema più grande è che essendo primavera, essendo il periodo di riproduzione e di svezzamento della prole, questi animali si sono abituati all'assenza dell'uomo e quindi andranno a esporsi dei rischi di investimento o comunque di essere disturbati. Quindi la presenza dell'uomo ora è amplificata rispetto a quella che sarebbe stata qualche altro periodo dell'anno proprio per la particolare stagione. Quali sono state le disposizioni della LIPU nazionale e quali sono le modifiche che avete attuato negli ultimi periodi dovuti anche al coronavirus? Sì, chiaramente anche per noi della LIPU sono cambiate le modalità di approccio con il pubblico. La LIPU nazionale ci ha chiesto di evitare assembramenti e di annullare tutte quelle manifestazioni che erano previste nei mesi di marzo e aprile. La manifestazione più grande che abbiamo dovuto annullare è stata quella di domenica scorsa, la festa nazionale delle Oasi. E abbiamo anche annullato e rinviato un importante corso di birdwatching sulla fauna del fiume Sile e alcune attività con le scolaresche dell'area montebellunese che comunque riprenderemo, speriamo, con il nuovo anno scolastico da settembre in poi. La LIPU nasce nel 1965 a Napoli e si chiamava LENACTU, Lega Nazionale contro la Distruzione degli Uccelli. Arriva all'inizio degli anni '80 anche nel Trevigiano, dove a Treviso c'era un'importante sede e nell'area di Pederobba alcuni giovani ambientalisti decidono di tutelare quell'area vicina al fiume Piave dove si cominciava a vedere un'importante presenza di garzette e di aironi cenerini e da lì nasce un gruppo locale. Con la chiusura negli anni seguenti della sede di Treviso, il gruppo locale di Pederobba diventa una vera e propria delegazione con un proprio centro visite, un sentiero naturalistico e un'oasi di protezione. Come è possibile seguire le vostre attività? Le nostre attività si possono seguire nei social, in primo luogo nel sito della LIPU Trevigiana, siamo in Instagram e siamo in Facebook. Attualmente è tutto in cantiere perché finché non si risolve l'emergenza coronavirus è difficile programmare qualsiasi cosa. In molti hanno attribuito il problema del coronavirus, l'hanno legato fake news e l'hanno legato anche alla questione del 5G. Lei crede che il 5G possa creare qualche genere di problema? La LIPU ha avuto qualche indicazione a riguardo per quanto riguarda il mondo degli uccelli? Sì, la LIPU ha ricevuto delle segnalazioni a livello nazionale che però non sono state ancora suffragate da dati certi. Noi crediamo che il 5G possa essere dannoso tanto quanto lo può essere il 4G. Ci sono piuttosto, quello che a noi preoccupa ora come ora sicuramente sono dei fattori che stanno accadendo nel mondo, che sono i cambiamenti climatici, un'agricoltura industriale con impiego massiccio di pesticidi che ha comportato la perdita di biodiversità in molte aree. A livello locale ci preoccupa molto la distruzione possibile di alcuni habitat, quali per esempio l'area delle Grave di Ciano di Crocetta del Montello, dove è in progetto la costruzione di 3 grandi casse di espansione. E a livello trevigiano, già l'anno scorso ci siamo fatti sentire, c'è il problema della superstrada pedemontana veneta che costituisce è un problema perché sono state installate a suo tempo delle barriere fonoassorbenti che sono state successivamente munite di sagome anticollisione.
Non sono stati previsti però dei punti di passaggio, dei corridoi ecologici per la fauna, per cui la provincia sarà tagliata in due, non tanto per gli uccelli che sono in grado di volare, ma per molta altra fauna che non riuscirà a fare gli scambi tra nord e sud della superstrada pedemontana veneta.